Governo a breve, il risultato del voto dei elettori 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau. Dal Veneto Zaia ribadisce: con qualunque esecutivo non arretriamo sull'autonomia. Il PD chiede un ministro veneto che si occupi proprio di questo. La finanza di Pordenone stronca un sodalizio criminale che operava nel commercio online di autovetture di lusso. In Veneto 265 persone truffate, auto officine complici nella Marca e nel Padovano. Parla la zia della giovane aggredita e palpeggiata da 2 uomini a Treviso. Viviamo nella paura da quel giorno, temiamo di rivederli, ma il cerchio attorno agli aggressori è sempre più stretto. Un asino sbranato e un particolare inquietante: 2 sbarre di ferro del box di Velte. È accaduto stanotte a Pieve di Limana. Sono stati i lupi o in Val Belluna si aggira un predatore più pericoloso? Non sono finite le disavventure della famiglia di Piazzale sul Brenta in Florida per l'operazione alla gamba del piccolo Joe, che è costretta a spostarsi d'urgenza per l'arrivo dell'uragano Dorian. Si aggirerà tra gli 8 e 10.000 euro il conto per la coppia di escursionisti spagnoli salvati dalle 3 cime di Lavaredo rifiutando i soccorsi per 2 volte. Hanno scherzato con la vita dei nostri uomini, tuona Zaia, devono pagare fino all'ultimo centesimo. A Padova appuntamento stamane per 3.000 aspiranti medici che hanno affrontato il test ingresso all'università. Intanto nuovo incontro Regione Atenei sulla delibera per assumere i neolaureati. Telespettatori di Antena 3, buonasera e bentrovati. L'edizione del Veneto dei nostri telegiornali dunque si è chiusa alle 18, poco meno di mezz'ora fa la votazione online sulla piattaforma Rousseau per i 115.000 iscritti alla piattaforma Rousseau e fra pochissimo dovrebbero essere resi noti i risultati. In questo momento, fra poco, lo stesso Luigi Di Maio in una conferenza stampa dovrebbe dare in diretta il risultato. Ancora non si conosce l'esatto numero dei votanti. Alle 16 c'erano 73.000 votanti, ma dicevamo 115.000 sono gli iscritti a Rousseau, dunque la richiesta è quella appunto di votare sì o no al governo PD 5 Stelle, un governo presieduto da Giuseppe Conte e con il Partito Democratico. Non sono mancate le polemiche ovviamente nella giornata, anche per le difficoltà in alcuni casi di accesso al sistema della piattaforma Rousseau, per le minacce di hackeraggio della piattaforma Rousseau, ma Casaleggio, Davide Casaleggio ha respinto ogni accusa, ha parlato invece di un boom importante di elettori. Non sono mancate invece le polemiche da chi vedeva questo voto come poco vincolante in realtà e prevedere appunto un governo di fatto appeso a questo voto. Un voto che vi diremo a breve, vi aggiorneremo in tempo reale appena si saprà qual è l'esito. Nel frattempo, quale che sia l'esito del voto della piattaforma Rousseau, dal Veneto la sensazione è chiara, almeno da Palazzo Balbi: qualunque sia l'esito e qualunque sia il governo, non si arretra su un tema, e sapete bene quale. L'autonomia lì, non perdiamo un millimetro di quello che abbiamo guadagnato come terreno, è prevista dalla Costituzione, chiunque vada a Palazzo Chigi ci ritroverà sulla porta di Palazzo Chigi. Chiara la posizione del Veneto nei confronti delle scelte romane. L'autonomia continuerà ad essere uno dei temi di confronto tra Regione e Governo centrale, confermato anche dalla presenza nei 20 punti avanzati dai 5 Stelle, con però decise limitazioni sia in termini politici che economici rispetto a quanto richiesto dal Veneto. Movimento che si è confrontato nuovamente con il voto sulla piattaforma Rousseau, che per il governatore non serve se si parla di autonomia. No, ce n'è già una piattaforma consultata, si chiama piattaforma Veneto, 2.328.000 veneti hanno detto sì. E che l'autonomia sia un tema importante anche per il nuovo esecutivo lo ha sottolineato ieri sera a Ring anche il segretario veneto del Partito Democratico, con una proposta forte. Mi augurerei, è un lancio forte, so che probabilmente non otterrò questo, mi augurerei che un veneto si occupasse del tema dell'autonomia. Sì, immaginavo. Guarda, me lo interpreterei come un... PD o 5 Stelle? Sottoscrivo. Va bene chiunque, è chiaro che dal mio angolo visuale dico uno del Partito Democratico. Che sia un veneto il ministro degli affari regionali per le autonomie, così come era Erika Stefani, anche in questo nuovo governo. Questo è il suo appello. Che ci sia un sottosegretario che si occupa di sto tema. E sempre a Ring, già ieri c'è stato tra i 5 Stelle chi si è dichiarato a favore del governo giallorosso. Io voto sì. Vota sì per l'accordo col PD? Sì, perché io ero partito con le migliori aspettative da 14 mesi fa, cioè immaginavo un governo che durava 5 anni in cui si sarebbe lavorato bene, come si è lavorato bene a detta del senatore Vallardi per i primi 14 mesi. Non siamo stati noi a cambiare idea in proposito.
Un governo che secondo l'oltre il 90% delle 23.000 telefonate giunte in appena 4 ore al nostro sondaggio di ieri non dovrebbe nascere. E se la coalizione PD 5 Stelle non dovesse reggere, per il governatore del Veneto si potrebbe anche riaprire il dialogo con i grillini. Mi ricordo una frase di Salvini: se i no si trasformano in sì. Sempre in attesa di sapere quale sarà l'esito, ve lo vi aggiorneremo. Intanto, proprio sulla decisione del Movimento 5 Stelle di delegare gli attivisti con il voto l'appoggio o meno al governo, abbiamo chiesto un po' ai veneti cosa ne pensano, dunque se gli attivisti 5 Stelle erano impegnati nel voto oggi per loro importante. Abbiamo chiesto a chi invece non ha votato cosa pensa di questa forma di consultazione. Il voto degli attivisti del Movimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau per appoggiare o meno il governo Conte fa discutere i vicentini, che da un lato apprezzano la coerenza dei grillini, ma dall'altro criticano un voto online che può decidere il futuro del paese, e c'è addirittura chi ne mette in dubbio la democraticità. Secondo lei è giusto che i grillini decidano online le sorti del nuovo governo? Penso di no. Però sarà così. Chi lo sa? Come andrà a finire secondo lei? Non ne ho la più pallida idea, perché questa crisi sta durando tantissimo, è estremamente incerta, e credo che, come ha detto un grande politologo che è Pane Bianco, ha detto: io sono 30 anni che mi occupo di politica, vi dico che non sto capendo assolutamente nulla. Secondo me no. Perché? È una piattaforma privata, non pubblica. Per lei? Uguale. Cioè che è una cosa privata e quindi non sarebbe giusto che decidessero. No, Però andrà così. sì. Decideranno loro. Questa non è democrazia rappresentativa. Decidono loro, tanto non facciamo più di tanto noi. Non è giusto, però così succede. Secondo me è giusto che loro si esprimano come meglio credono, sono i mezzi che a me sono affini, ritengo che le decisioni dovrebbero essere prese in un altro modo, però se a loro va bene così. Quello che mi preoccupa non è tanto la loro capacità di esprimersi con le piattaforme, quanto questo condiziona gli esiti a livello nazionale, questo mi preoccupa. Sono apolitico, quindi per me non fa differenza. Speriamo che comunque è una cosa giusta. Speriamo che comunque è una cosa che influenzi ma in modo positivo. Non condivido molto la piattaforma Rousseau e neanche il movimento in sé, come movimento, anche se ahimè ormai è Però sono coerenti, loro hanno deciso di fare così. Quello sì, bisogna dire sì. Se decidono così, vediamo, sono coerenti fino alla fine. Online direi di no, che non sono nella forma più corretta, diciamo. È vero che adesso ci sono queste modalità, sono le nuove forme di comunicazione, non è che ci scappiamo. Ho un po' paura che dicano che da lì dipende il futuro del governo. Possono dire quello che vogliono, senz'altro. La politica non mi interessa. Apriamo la pagina della cronaca adesso con il quinto ritrovamento di ossa lungo il litorale rodigino, dunque si infittisce il mistero di Isabella Noventa. Come in un puzzle compaiono nuovi pezzi. Un nuovo macabro ritrovamento di ossa infittisce il giallo del corpo senza nome, che ha riaperto però il caso di Isabella Noventa, la 55enne di Albignasego scomparsa nel gennaio 2016. Salgono a 5 i frammenti ossei ritrovati nelle spiagge della provincia di Rovigo in 10 giorni. Venerdì 30 agosto nella battigia di Porto Caleri a Rosolina è spuntato un osso che sembrerebbe essere un femore umano. Prima di quest'ultimo pezzo, fra il 20 e il 29 agosto, nella spiaggia libera della lussuosa isola di Albarella sono stati registrati 4 ritrovamenti: una mandibola con 2 denti, un frammento di 12 cm che sembrerebbe una parte di bacino, un pezzo di costola di 17 cm e un frammento irregolare di circa 10 cm, senza contare poi alcune schegge ossee raccolte da una donna di Asolo ad Isola Verde e portate ai carabinieri. Tutti i reperti sono stati consegnati all'autorità giudiziaria e verranno analizzati a partire da venerdì dal medico legale di Ferrara Lorenzo Marinelli. La procura di Padova ha chiesto a quella di Rovigo di verificare se ci sia corrispondenza con il DNA di Isabella Noventa qualora venisse confermato che si tratti di ossa umane. La famiglia della donna attende di conoscere i risultati, anche se nutrono molti dubbi. Per la morte e l'occultamento del cadavere di Isabella si trovano in carcere dal febbraio del 2016 i fratelli Freddy e Deborah Sorgato, condannati a 30 anni, e Manuela Cacco, che deve scontare 17 anni. Il camionista ballerino, dopo l'arresto, aveva confessato di aver ucciso accidentalmente Isabella durante un gioco erotico e di aver gettato il corpo della donna nel fiume Brenta, una versione che non aveva mai convinto gli inquirenti e nemmeno la famiglia Noventa, e che era stata
stata smentita poi dalle dichiarazioni fatte dall'ex amante Manuela Cacco, l'unica del trio diabolico che all'epoca dei fatti decise di collaborare con gli investigatori. Nessuno dei tre però in questi anni ha mai voluto rivelare dove sia stato nascosto il corpo di Isabella. Adesso a Treviso parla la zia della giovane, l'abbiamo raccontato in questi giorni, palpeggiata, aggredita e palpeggiata mentre aspettava le amiche in bicicletta in centro. Parole di sconforto, di paura. Viviamo nella paura, dice, da quel giorno, temiamo di rivederli. Intanto però il cerchio delle indagini in queste ore si sta stringendo attorno ai due responsabili. Trattiene le lacrime a stento, nella mente il ricordo indelebile dei due uomini che venerdì scorso hanno tentato di violentare la nipote che l'aspettava per una passeggiata con altre due amiche. Non è facile ripensare a quei minuti di terrore. Diciamo che è scioccata. Cerchiamo di aiutarci, di dimenticare. Dimenticare, per provare a farla ritornare al lavoro. Da quel giorno la giovane donna non esce più da casa, si è chiusa nel dolore e parla solo con chi le è stata vicina da quel maledetto venerdì. Molto spaventata e ha più paura di ogni movimento. Nei prossimi giorni sarà visitata da uno psicologo. La famiglia spera che possa superare lo shock dovuto al maniaco che si è avvicinato con la scusa di chiederle un'informazione per poi cominciarla a palpeggiare. Ha paura di uscire da casa. Ho visto questa persona in faccia, ma non lo sapevo precisamente che era proprio lui. I volti dei due incisi nella mente e che li ha poi descritti ai carabinieri durante la denuncia ai militari durata diverse ore, ma la paura ora è tanta, temono ancora conseguenze, anche lei è spaventata che possa rivederli per strada, da quel giorno evita di passare per la zona di San Lazzaro. È successo proprio con me questo, io mi butto l'acqua, io mi finisco la vita. E chiude con queste parole. Se non è successo grave con lei, poteva succedere con altre persone che camminano, che non sanno cosa aspetta dietro le spalle di loro. Basta così. Adesso ancora la cronaca, è l'operazione della Guardia di Finanza di Pordenone che vede stroncare un sodalizio criminale, auto di lusso rivendute però a prezzi scontati. Ovviamente c'era la truffa dietro e sono 265 i veneti raggirati. Un'operazione che era scattata già nel mese di marzo, quando la Guardia di Finanza di Pordenone aveva sgominato un sodalizio criminale, soggetti che operavano nel commercio online di auto di lusso di provenienza tedesca, Porsche, Mercedes, Audi e BMW. Sono oltre 35 milioni di euro evasi, 1.329 persone truffate in 97 province di tutta Italia e 20 persone indagate in diverse province, fra le quali anche Treviso e Padova. Solo in Veneto le persone cadute nella trappola sono state 265. L'inchiesta è stata condotta su delega della Procura della Repubblica di Udine, che ha disposto sequestri in Italia e all'estero per più di 5 milioni di euro. Grazie ad alcune agenzie di pratiche automobilistiche, il cui ruolo al vaglio degli inquirenti, la struttura criminale è riuscita in alcuni uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri a Treviso, Roma, Latina e Palermo a sottrarsi alle disposizioni di legge antievasive che non consentono l'immatricolazione di veicoli usati di provenienza comunitaria senza il preventivo assolvimento degli obblighi di versamento dell'IVA. L'indagine ha fatto emergere ulteriori attività criminose nelle operazioni di vendita. Gli autoveicoli commercializzati risultavano spesso subire una riduzione del chilometraggio del 50-70% di quello reale, agendo sul software e sulle centraline elettroniche dei mezzi. Le manomissioni avvenivano in 2 autofficine a Padova e nella provincia di Treviso. Non solo, ma una volta incassati gli anticipi e talvolta l'intero corrispettivo, non veniva consegnata l'auto. Spesso poi venivano avviate plurime trattative per le cessioni del medesimo autoveicolo a più acquirenti. Le Fiamme Gialle, su delega della Procura della Repubblica di Udine, ha disposto sequestri per 5 milioni di euro, oltre a 2 ville, 3 appartamenti, 75 autoveicoli e 21 orologi di lusso, e addirittura nell'abitazione di uno degli indagati una esclusiva cantina costituita da 561 bottiglie di vino e liquori. Torniamo a parlare di predazioni, di bestiame in montagna. L'ultimo caso stanotte a Pieve di Limana, a poca distanza dalle rive del Piave. Un asino sbranato e un particolare inquietante: 2 sbarre di ferro del box divelte. Allora,
L'interrogativo che serpeggia tra i residenti è uno solo: sono stati i lupi oppure in Val Belluna si aggira un altro predatore più grosso e più pericoloso? Sono passati solo 2 giorni dalla predazione alle ronce e i lupi sono tornati a colpire. L'hanno fatto la notte scorsa a Pieve di Limana, a 20 metri dalle case. I lupi sono scesi a valle, hanno lasciato le loro tane sul Nevegalle, hanno attraversato la provinciale della Sinistra Piave e sono arrivati qui, nella rinomata zona industriale di Limana. I predatori si sono mangiati uno degli asini di proprietà del signor De Pellegrin, che al telefono ci dice non era mai successo prima, così come non era mai accaduto di vedere un box di ferro divelto che proteggeva il ricovero degli asini tenuti per la cura del terreno antistante la casa. De Pellegrin riferisce che probabilmente sarà stato l'asino impaurito a buttar giù tutto per scappare, ma c'è un interrogativo che si rincorre di bocca in bocca da una ventina di giorni a questa parte nel bellunese, perché il timore della presenza di un'altra specie di predatore sembrerebbe trovare conforto nelle immagini di una webcam che nella zona del Nevegalle avrebbe immortalato un esemplare di orso. Le immagini sarebbero l'esame di esperti e finora si discute solo di ipotesi, cioè non ci sono conferme ma nemmeno smentite, solo tanti condizionali che invitano alla cautela. In Trentino dei primi di agosto cercano M49, l'orso avvistato nei giorni successivi non distante dalla vetta della Marzola a est di Trento. Gli esperti ritengono improbabile che l'orso possa avere superato l'Adige, ma intanto la caccia a quel plantigrado continua e nel bellunese l'ipotesi della presenza dell'orso non si escluderebbe. È invece un pastore tedesco di proprietà di una famiglia, l'uccisione di un cane da parte dei ladri a suscitare l'indignazione di una intera comunità nella Marca trevigiana. Senza pietà, un atto vile e crudele. I ladri hanno preso di mira un'abitazione, ma prima di fare irruzione hanno ucciso il cane di famiglia, un pastore tedesco anziano che ha solo provato a difendere la sua casa. I malviventi hanno poi gettato l'animale nella fossa biologica. L'indignazione per quanto accaduto qualche giorno fa nell'area castellana è enorme e sta montando in tutto il territorio, anche fra gli amministratori locali. Si tratta di un episodio molto grave, al di là della modalità del furto in casa, che per fortuna non è un'emergenza di quest'area perché si è trattato di un episodio isolato, ma le modalità sono molto molto gravi e mi dispiace tantissimo per la famiglia, per l'animale, e credo che i veri animali siano coloro che hanno commesso questo furto con queste modalità. I ladri poi hanno arraffato quanto potevano dall'abitazione e sono fuggiti con un bottino di circa 10.000 euro. Su questo gesto ignobile stanno indagando i carabinieri, sconcertata la comunità che condanna il grave fatto. Penso che questa cosa sia disumana, sia un gesto che non ha, sarebbe come uccidere una persona, come la vedo io. Penso che il fatto del furto sia la cosa più grave, poi anche il fatto di uccidere un animale indifeso che non ha commesso nulla, infatti anche quello è un aggravante ulteriore. Credo che a livello generale sia anche disgustoso, insomma, il fatto che la gente rubi e ancora di più prendendosela con chi non c'entra niente, insomma, che sono gli animali. A fare la terribile scoperta è stata la famiglia al rientro a casa. È già grave e ignobile il furto in un'abitazione, ma diventa ancora più terribile quando a farne le spese è un animale che nulla avrebbe potuto fare contro gente violenta e senza pietà. Prima della pubblicità un aggiornamento di cronaca, perché una coda che ha raggiunto i 10 km è stata causata da un tamponamento avvenuto poco dopo le 17:35 tra una decina di auto nel tratto dell'autostrada A4 tra il bivio con l'A57 e Padova Est in direzione Milano. 10 vetture coinvolte. Non si registrano feriti nell'incidente, incredibilmente. Un sinistro che si è verificato nella corsia di sorpasso nel territorio comunale di Vigonza. Sul posto operano 2 pattuglie della Postrada e gli ausiliari della viabilità di concessioni autostradali venete. Al momento si transita solo in prima corsia ed è stata aperta quella di emergenza per favorire il deflusso del traffico. Attualmente, a causa anche del traffico di punta, ci sono circa 10 km di coda in direzione Milano. Adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta per tornare a parlare del piccolo Joe e la famiglia di Piazzola sul Brenta in Florida per curare il piccolo Joe, ma adesso devono fare i conti con l'uragano.
Non sono ancora finite le disavventure per il nostro piccolo Joe, il bimbo di Piazzola sul Brenta che con mamma Erika e la sua famiglia si è trasferito momentaneamente in Florida per subire le più delicate operazioni chirurgiche che lo porteranno all'allungamento della gambina. Un pericolo ancora più grave incombe proprio lì a Palm Beach, dove si trova l'appartamento nel quale sono alloggiati e la furia dell'uragano Dorian sembra non guardare in faccia a nessuno. A breve proprio Dorian, forza 5, che incombe attualmente a 90 miglia dalla costa, raggiungerà Palm Beach e come sempre in questi casi la macchina dell'emergenza americana segnala ora per ora il suo tragitto, non sbagliando nemmeno di un minuto nelle previsioni della traiettoria di quella spaventosa furia della natura. Questo è il video che ci ha mandato qualche ora fa mamma Erika e che vogliamo condividere con tutti voi mentre la famiglia si è spostata a sud e nella parte opposta della costa. Noi stiamo scappando dall'uragano perché, come forse avrete sentito, l'uragano Dorian sta colpendo West Palm Beach, è aspettato, è atteso per domenica, tra domenica e lunedì, e ci stiamo rifugiando assieme all'altra famiglia dalla Toscana, siamo scappati, ci stiamo dirigendo verso la capitale della Florida intanto a cercare un posto sicuro perché non c'è niente di sicuro qua. E poi vedremo, abbiamo fatto una notte a The Village e poi vedremo dove dirigerci in base a dove adesso che l'uragano ci sposteremo. Fate dei pensieri positivi per noi, che vada tutto bene e niente, vi teniamo aggiornati appena sappiamo qualcosa. Fate dei pensieri positivi per tutti noi, che vada tutto bene. Finisce così il video di mamma Erika, che sembra davvero non avere pace in una storia comunque a lieto fine, ma carica di tanti colpi di scena. Tra gli 8 e i 10.000 euro questo è il conto che dovranno pagare, sarà totale il loro carico, i due alpinisti spagnoli, la coppia che ha rifiutato più volte di essere recuperata dall'elicottero del SUEM sulle tre cime di Lavaredo, pur avendone richiesto l'intervento, una storia che ha fatto davvero il giro d'Italia, e oggi il commento, anche la rabbia del governatore Zaia su questa vicenda. Sentiamolo. È scandaloso quello che è accaduto, perché tutti guardano al costo dell'elicottero, ma io penso alle vite messe a repentaglio, perché un elicottero quando si alza e va sulle creste è comunque un'attività a rischio e non è possibile accettare che arrivi l'elicottero per 2 volte, per la terza volta è andata a buon fine, arrivi l'elicottero e questi chiedono informazioni, ma siamo fuori di testa? Devono pagare? No, non devono pagare tutto a piedi lista, non esiste, non solo che si facciano spese per due che chiedono informazioni a quelli del soccorso alpino o all'elicottero, ma soprattutto mettere a repentaglio la vita dei nostri ragazzi. Per andare lì vuol dire andare vicino alle creste per raggiungere questi ragazzi. 3 giorni sta sceneggiata, 2 giorni, quanto è durata? Loro hanno fatto bene intervenire, perché figuratevi se fosse accaduto qualcosa, oggi i commenti sarebbero stati l'opposto, no? Dovevano andare su e portarli via di forza, altre robe. Questi devono pagare il conto, ma anche salato, e verificherò che per quel che mi riguarda che lo paghino tutto, perché sennò gli corro dietro con l'avvocato finché non l'hanno pagato. Adesso invece i 3.000 aspiranti camici bianchi e il test di medicina a Padova. L'ho trovato difficile, devo dire, sì. Le domande di cultura generale? Non solo le domande di cultura generale, anche domande di chimica e di biologia, domande molto specifiche. È una delle prime studentesse a uscire dall'aula del complesso universitario Vallisneri. 3.057 gli iscritti al test di medicina 2019, solo 1 su 10 inizierà il percorso, 340 i posti più 27 per odontoiatria, a cui si aggiungeranno i 54 che la facoltà la seguiranno in inglese, test il 12 settembre. 100 minuti, 60 domande e risposta multipla, tanti veneti, tanti gli studenti da fuori regione, come questa ragazza marchigiana. Non ho avuto il tempo per finire tutto, quindi non ho letto l'ultima parte, quella relativa alla matematica. Però spero bene, è la seconda volta che lo faccio. Si punta a Padova? Sì, perché ero stata qua per l'orientamento dell'universitario, mi era piaciuta. Abbastanza fattibile, ecco, quindi speriamo bene. La prima volta che... Sì, è la prima volta. Da dove arriva? Io da Brescia, quindi speriamo che sia andato bene. Che scuola ha fatto prima? Io ho fatto Unitis. Questa ragazza arriva da Brescia e il test lo prova per la prima volta, ma ci sono molti che lo tentano dopo un anno di preparazione. L'anno scorso
Il fatto che è stato difficile rispetto all'anno prima mi ha un po' bloccato l'anno scorso. È la seconda, io faccio già infermieristica. Scienze naturali. Sono stato comunque qui all'università e mi sono preparato così. Tanti aspiranti medici, un test d'ingresso e corsie vuote. La polemica sul numero programmato continua. L'università lo spiega così. Il test nasce da un riferimento alle normative europee, per cui il test in Italia vuole fare un numero programmato basato sulla disponibilità del corpo docente, delle disponibilità di strutture logistiche e quindi per poter garantire una formazione reale. Siamo in chiusura, vi ricordo, lo dico d'antenna, i numeri di riferimenti per segnalare problemi e disservizi con queste modalità. Redazione @antena3.it per scrivere una mail, 0422 02 30898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per sms e WhatsApp. Stasera 20:10, ospite di Ferdinando Avarino, dopo il telegiornale di Treviso sarà Elena Donazzano, assessore al lavoro e all'istruzione della Regione del Veneto, quindi tanti temi, a partire ovviamente dalla politica, dal risultato poi che si avrà della piattaforma Rousseau, il governo, il futuro del governo, ma anche appunto tema istruzione, tema lavoro, si parlerà anche dei navigator che hanno preso servizio ieri in Veneto nei centri per l'impiego. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Nella giornata di mercoledì 4 settembre il tempo si manterrà sostanzialmente stabile sul nostro territorio e il clima risulterà ancora più mite. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto il cielo sarà piuttosto nuvoloso, a tratti anche coperto al mattino, ma senza piogge particolarmente degne di nota. Dal pomeriggio le nubi tenderanno a sparire e sarà più soleggiato ovunque. Temperature minime tra 13 e 20 gradi, massime sui 25-27 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole dappertutto con cielo sereno, al massimo velato, non sono attese piogge. Temperature minime tra 21 e 24 gradi, massime oscillanti invece tra i 28 e i 33 gradi. Bel tempo sul Trentino Alto Adige, il cielo sarà sereno sui settori settentrionali, più coperto altrove ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, massime comprese invece tra i 28 e i 29 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci.